Buongiorno, ben ritrovati in diretta con Focus TG. Andiamo a Verona, dove una coppia di anziani pensionati è stata massacrata a coltellate, pare dal figlio 54enne. Vedete il titolo del Corriere del Veneto: marito e moglie ammazzati in casa, fermato dalla polizia il figlio. È successo in un quartiere popolare di Verona, Borgo Roma. Tra pochissimo ci collegheremo in diretta con il nostro inviato Valentina Visentini. Intanto vediamo i servizi che ci ha mandato con alcuni particolari. Vediamo. Lei ha sentito qualcosa l'altro giorno? No, io non ho sentito niente. Non ha sentito niente? No. Conosceva la signora Vilma e Giampaolo? Sì, io conosci, con la signora lì, io conosci, ogni tanto va giù con ragazzi, simpatica. E il figlio lo conosci? Il figlio conosci, una volta le ho detto alla sua figlia se io la volevo lì. Ho detto se trovi qualche parte di lavoro, non mi ha dita, però ho detto se io trovi qualche parte io devo dirgli lui, non mi ha dita, però qualche parte. Ma che tipo è il figlio? Lo conosci, sto ragazzo? Però un uomo un po', non lo so cosa vuol dire, però io pensavo c'è qualcosa non va. Mentre li conosceva? Era una persona adorabile. Non riesco, non ci riesco, sono sotto shock. Era mia amica, capito? Mi dispiace. E il figlio lo conosci? Era un po' preoccupata per il ragazzo, per suo Sì, figlio? era molto strano, io lo conosco da 30 anni, però lei era molto riservata, non ne faceva parola, non diceva mai niente, era una persona stupenda. E anche il marito? Sì, una bella coppietta. Lei non ha sentito nulla lunedì? Sì. Ma che niente, ci vediamo tutti i giorni, ci vediamo, adesso parlo ormai passato. Ci vedevamo tutti i giorni perché andavamo a prendere questo, le spese, insomma come si fa con Quindi me. eravate tanto amiche? Sì, poi gli atti, cose normalissime, ecco, che non mi aspettavo una roba del genere. Quando ha visto la polizia, quindi lei non pensa? Non sono accorta niente, è stato un altro mio amico che è dall'altra parte della strada dice: Rosa, ma c'è la polizia, cosa è successo? Dico: Adriano, non so niente, e lui mi ha raccontato un pochino, anche lei, quella che sapeva, insomma. Ma lei li aveva mai visti litigare i genitori col figlio? No, perché è al secondo piano, ma sono dall'altra parte, Sì, capito? Non ho sentito nessun rumore. E quella è la faccenda. Qua si sente tutto, perché se uno tossisce si sente fino al terzo piano, per dire. L'uomo, insomma, il figlio aveva avuto problemi un po' di droga? Tanti. Chiedeva soldi a tutti. E devo ancora aspettare i 100 euro. Anche lei aveva chiesto soldi il figlio? Sì. Io a Vilma non dicevo mai niente perché, per rispetto, perché aveva tanti problemi. Questa è una testimonianza drammatica di una vicina di casa. Ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentin a Verona. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno direttore, eccoci qua, siamo all'esterno del condominio di via Aquileia 22 qui a Borgo Roma a Verona. Ieri è arrivata la finanza intorno all'ora di pranzo. Secondo i primi elementi che abbiamo raccolto pare che sia stato proprio il figlio della coppia, Osvaldo Turazza, che adesso è sottoposto a fermo indiziato di delitto, ad aver chiamato la Guardia di Finanza dicendo di aver ucciso i genitori. I finanzieri lo hanno geolocalizzato, hanno mandato una pattuglia a recuperarlo, e quando sono entrati nell'appartamento che vedete alle mie spalle, del condominio che vedete alle mie spalle, hanno trovato i corpi e a quel punto hanno subito chiamato la polizia con la squadra scientifica per fare i rilievi. Due i cadaveri, quello di Giampaolo Turazza, 75 anni, e della moglie Vilma Vezzaro, 73 anni. Secondo una prima ricostruzione, accoltellati pare alla gola, ma ovviamente aspettiamo i primi risultati del medico legale.
Il corpo dell'uomo è stato ritrovato in camera da letto, quello della donna invece nel corridoio dell'appartamento. Erano vestiti non in pigiama, quindi secondo le prime ipotesi dovrebbero essere stati uccisi la sera di lunedì 24 aprile, ma il ritrovamento è stato effettuato ieri intorno all'ora di pranzo. Poche le informazioni, tante invece le testimonianze come quelle dei vicini di casa, perché in questo complesso che vedete alle mie spalle tutti si conoscevano, soprattutto Vilma era una persona molto conosciuta perché dava da mangiare ai gatti che circolavano qui nel condominio, che ha anche un'area verde all'interno, e quindi erano molto conosciuti questa coppia di anziani, definiti una coppia affiatata, molto gentili con i vicini di casa. E invece il figlio Osvaldo, che veniva spesso a trovare i genitori, è stato definito come una persona poco sociale, salutava poco e quando veniva dai genitori spesso litigavano. Ancora sconosciuti i motivi di questo duplice omicidio, pare che ci siano delle ragioni economiche perché come avete sentito dalle testimonianze che siamo riusciti a raccogliere in pochi minuti, spesso chiedeva soldi ai genitori. Ce l'ha confermato anche la vicina di casa che avete sentito in lacrime, perché era una grande amica di Vilma. Stanno indagando la polizia perché ovviamente dopo il primo accesso dei finanzieri le indagini sono state affidate alla squadra mobile di Verona e ci dovremo, insomma, nelle prossime ore dovremo avere qualche informazione in più per quanto riguarda la dinamica di questo delitto. L'orario deve essere appunto stato cristallizzato intorno alla sera del 24 di aprile. Ancora non si sa quanti colpi e quale sia stata l'arma utilizzata, anche se appare appunto un coltello da cucina. I vicini dicono di non aver sentito particolari rumori e ieri hanno appreso la notizia vedendo la Guardia di Finanza e la polizia intervenuta in questo condominio qui in via Aquileia a Borgo Roma, a Verona. Queste sono le prime informazioni. Le testimonianze le avete sentite, se avete qualche altra domanda, Valentina, altrimenti io restituisco la linea, magari Valentina, volevo chiederti se sembra che questo duplice omicidio sia maturato nel mondo anche così della droga, no? Nel senso che questi figli che vanno sempre a chiedere soldi ai genitori e spesso hanno delle reazioni violente, in genere vogliono chiedono soldi per poi comprare stupefacenti. E anche l'instabilità, la violenza a volte nasce proprio su questo versante. Sì, secondo quanto ci hanno riferito i vicini, il figlio chiedeva spesso soldi e anche per motivi appunto legati al consumo di sostanze stupefacenti, ce l'ha detto anche la vicina di casa, e la modalità del delitto, cioè la furia con cui sono stati aggrediti la coppia di anziani, sembra proprio essere quella del raptus violento, molto probabilmente di una persona non in grado di gestire le emozioni, e quindi proprio l'aggressione brutale, anche perché appunto da come sono stati ritrovati i corpi pare che Vilma Vezzaro sia stata ritrovata nel corridoio, quindi raggiunta nel corridoio, mentre il marito Giampaolo Turazza è stato colpito in camera da letto. Poi ovviamente se abbiamo altri dettagli, se magari cercavano di mettersi a riparo chiudendosi in qualche stanza e non sono riusciti, ma queste sono ipotesi che stiamo facendo perché ancora sono poche le informazioni che abbiamo sulla dinamica dei fatti, anche perché in queste ore il figlio Osvaldo Turazza è interrogato in questura in quanto fermato per il duplice omicidio dei genitori. Grazie molte Valentina, se avrai altre notizie richiedici la linea. Grazie. Valentina Visentini, inviata a Verona. Tra l'altro è una strage che fa ricordare quella di Bolzano, quando il giovane Brenno uccise i genitori e poi li fece sparire, e fu scoperto la responsabilità di questo delitto qualche tempo dopo. Adesso restiamo nel campo dello squilibrio mentale, perché quello che è successo a Fara Vicentino l'altro giorno attiene a questo mondo di persone disturbate, anche non soltanto così ideologicamente indottrinate, perché qui si parla di un marocchino che, urlando Allah Akbar,
aveva sfilato la pistola a un carabiniere, con questa aveva ferito un vigile urbano e poi era stato a sua volta ucciso. Vediamo. Le indagini degli inquirenti sulla sparatoria di Fara Vicentino continuano e vedono coinvolti anche i detective dell'antiterrorismo. In queste ore si sta cercando di fare chiarezza su chi fosse Soufiane Boubagoura, il cittadino marocchino di 28 anni che lunedì è stato ucciso dai carabinieri nel conflitto a fuoco in via Crosara, nel quale è rimasto ferito in modo grave anche l'agente di polizia locale Alex Frusti, le cui condizioni di salute sembrerebbero in leggero miglioramento. L'obiettivo degli investigatori è capire se il nordafricano si fosse convertito o meno all'Islam radicale. Boubagoura era arrivato in Italia, precisamente in Campania, 12 anni fa, aveva un permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalla questura di Salerno. Nessun precedente, eccezion fatta per una segnalazione come assuntore di stupefacenti che risale a qualche anno fa, quando era stato trovato in possesso di alcune dosi di droga. I detective dell'antiterrorismo hanno già individuato l'abitazione di Boubagoura a Villa Raspa di Colceresa, raccogliendo le testimonianze della sorella, del cognato e di alcuni suoi connazionali. Intanto la procura ha avviato un'indagine per omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso delle armi a carico del vice brigadiere del Carabinieri che ha ucciso il nordafricano sparandogli più volte. In attesa di ulteriori chiarimenti, la ricostruzione degli inquirenti ad oggi è che Boubagoura sia stato intercettato intorno alle 10:30 in via Crosara. La pattuglia dei carabinieri di Tiene, composta dal vice brigadiere e un appuntato scelto, gli avrebbe chiesto di fermarsi per accertamenti e qui il nordafricano avrebbe dato in escandescenze. I militari avrebbero utilizzato prima il taser per 2 volte ma senza risultato, forse a causa del presunto mix di alcol e medicinali. A quel punto Boubagoura avrebbe spinto a terra l'appuntato scelto, strappandogli la pistola ad ordinanza e provando a sparare senza tuttavia riuscirci in un primo momento. Poi il giovane sarebbe riuscito ad armare la pistola sparando ben 15 colpi. La pattuglia della polizia locale nord-est vicentino, sopraggiunta in quel momento, è intervenuta per aiutare i carabinieri, ma 3 dei colpi sparati dall'aggressore hanno raggiunto Alex Frusti. Servizio di Alex Giuliano della nostra redazione di Bassano del Grappa. La sua colpa è stata quella di avere rimesso il mandato. Il cliente ha perso la testa e così l'avvocato Mary Zorza ha visto davvero la morte in faccia. È stata aggredita nel suo studio ad Oderzo. Lunedì l'aggressore poi è corso a casa e si è suicidato. L'avvocatessa è stata operata a una mano con un delicato intervento chirurgico. Poteva andare molto peggio. Ci aveva raccontato di avere detto al suo aggressore: abbi pietà, almeno pensa a mio figlio che ha 7 anni. Vediamo. Una che è a terra mentre questo la sta accoltellando e gli dice lasciami viva per mia figlia. Momenti drammatici, quelli vissuti da Mary Zorz. Ha visto la morte in faccia, colpita più volte al corpo, la ferita più grave alla mano, da un cliente che lei stava aspettando. Giuseppe Silvestrini, infermiere, non ha mai dato segni di avere un disagio, ma cosa lo ha fatto scattare? Questo ancora non si sa. Pressioni in ambito familiare, pressioni per questioni ereditarie. La certezza è che si è recato nello studio legale armato con un coltello. Qualche timore Mary Zorz l'aveva avuto, tanto da dire alcune parole inquietanti al suo compagno. Mi ha detto: se non mi vedi tornare mi ha ammazzato in ufficio. La donna, con tutte le sue forze, è riuscita a reagire nonostante il dolore provocato dai fendenti. È scappata dalla porta scendendo le scale per poi chiedere aiuto al titolare dell'edicola. Mi hanno accoltellato, ha gridato. Stavo per svenire, ho chiamato anche 2 volte il 118 perché ho preso anche paura, però sono arrivati subito, insomma. Momenti concitati, poi l'arrivo dei carabinieri che subito si sono messi sulle tracce dell'infermiere. Una ricerca durata poco perché meno di un'ora dopo è arrivata la chiamata del fratello di Giuseppe Silvestrini, l'aggressore si era tolto la vita. Lei, prima di sapere che lui si era suicidato, ha detto: povero, si è rovinato la vita. Ci vorrà tempo prima che riesca a superare tutto questo. La ferita più grande non è quella fisica. Servizio di Daniele Sizia, non facciamo che raccontare fatti
come questi, e cioè di omicidi compiuti da persone mentalmente instabili, persone con gravi disagi che andrebbero controllate, che andrebbero monitorate, che invece circolano liberamente. Mi ricordo, abbiamo ricordato tante volte, per fare un esempio per tutti questi casi, la morte atroce della donna che era stata uccisa sul Greto del Piave mentre prendeva il sole, uccisa da uno schizofrenico. Vediamo cosa dice sulla necessità di curare questi malati il direttore generale dell'ULSS Trevigiana, Francesco Benazzi. Solidarietà e vicinanza a Mary Zorz, aggredita nel suo studio, e anche alla famiglia dell'infermiere Giuseppe Silvestrini, 53 anni, che dopo aver colpito la donna si è tolto la vita nella sua casa a Mansuè. Così il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, che è tornato a parlare del fenomeno di violenza contro i professionisti, come i medici e appunto gli avvocati, un fenomeno in crescita. Violenza che purtroppo sta aumentando, lo vediamo in prima linea, sono certamente i medici e gli infermieri in pronto soccorso o negli ambulatori in ospedale, ma gli psichiatri già da tempo e non da oggi sono quelli che sono in prima linea proprio perché hanno e trattano persone che hanno delle difficoltà sia psicologiche, psichiatriche ma anche sociali, perché spesso e volentieri le due cose si sommano e diventano una bomba sostanzialmente. Per cercare di arginare questa problematica che sta davvero creando non poche difficoltà, bisogna rafforzare i servizi territoriali. Credo che non vada assolutamente toccata la legge 180, la Basaglia, perché ha dato dignità alle persone con malattia mentale, cosa che non avevano all'interno dei manicomi. Ma sicuramente vanno rafforzati i servizi territoriali per una presa in carico maggiore. Io continuo a ribadire, mancando gli psichiatri, non perché non li vogliamo assumere, ma perché non li troviamo, il TAR ci deve dare la possibilità di poter assumere i psicologi. Questo perché, ha spiegato Benazzi, la presa in carico della persona soprattutto nel territorio va fatta dagli psicologi che possono dialogare con la persona in difficoltà per cercare di diminuire l'aggressività. Nei prossimi giorni il direttore andrà a trovare l'avvocatessa che è stata operata ieri alla mano. Da quello che io ho potuto rilevare, sì, sta migliorando e sicuramente non è a rischio di vita e questo ci fa un immenso piacere a tutti. Io do all'avvocato la nostra vicinanza, come ULSS la mia vicinanza, perché è stata una donna coraggiosa e soprattutto che ha capito anche la sofferenza della persona che aveva di fronte. Quindi un augurio di una pronta guarigione e spero anche di riuscire andare a salutarla e trovarla il mercoledì o giovedì. E oggi dovrebbero esserci le dimissioni dell'avvocatessa che è stata ferita. Ci colleghiamo in diretta a Oderzo con Lina Paronetto. Buongiorno direttore, sì, hai detto bene, sono già avvenute le dimissioni di Mary Zorz, l'avvocatessa oggetto di questi servizi che abbiamo appena visto, anche della solidarietà, l'abbiamo sentita, del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Noi ci troviamo proprio di fronte all'ingresso dell'edificio 4 dell'ospedale di Oderzo, padiglione che ospita proprio il reparto di ortopedia da cui qualche ora fa ormai è già stata dimessa l'avvocatessa aggredita lunedì mattina nel suo studio poco lontano da qui in centro a Oderzo da Giuseppe Silvestrini, 53enne di Mansuè, suo cliente che evidentemente aveva premeditato questa aggressione essendosi presentato in studio armato di un coltello. Nulla faceva presagire che potesse davvero scatenarsi questa ira furibonda nei confronti della professionista che, cercando di difendersi naturalmente dalla lama, si è ferita alla mano e al braccio, ma fortunatamente è riuscita a salvare parti vitali, anche se lei poi ha riferito voleva uccidermi. Sappiamo che raggiunta dal presidente dell'Ordine degli Avvocati Diego Casonato, che le aveva dato la notizia del fatto che poi il suo aggressore si è tolto la vita nella sua casa di Mansuè, aveva sofferto per questa notizia, però anche
anche detto appunto non glielo perdono, ha tentato comunque di uccidermi, anche se naturalmente sullo sfondo di questa aggressione c'è, come detto, una profonda sofferenza, un'esasperazione da parte di questo 53enne che poi si è ucciso nella casa di famiglia, nel casolare, nel fienile del casolare di famiglia, accanto all'abitazione che in realtà è andata a fuoco pochi mesi fa, quindi una sequela davvero di eventi drammatici che hanno toccato quella famiglia, che deve aver portato all'esasperazione questo infermiere di Oderzo, e che poi ha compiuto quel che ha compiuto. Come detto, l'avvocatessa è stata dimessa, 30 giorni la prognosi, ma evidentemente completerà la guarigione a casa. Non c'era più la necessità di rimanere ricoverata. Sicuramente avrà voluto tornare anche dalla figlioletta e così è andata. Noi adesso vedremo di cercare di capire insomma se sia raggiungibile in qualche modo. Nel frattempo, direttore, ti restituisco la linea. Ina, scusa, volevo chiederti riguardo alla situazione difficile, tu giustamente ricordavi di quest'uomo, tra gli altri drammi che stava vivendo c'era quello di due, se non ricordo male, di due fratelli disabili, no? Di cui doveva avere cura. Esattamente, direttore, 2 fratelli di cui era curatore legale e di cui evidentemente cercava di fare nelle migliori delle maniere gli interessi, e poi c'era anche la recente morte del padre, quindi probabilmente si sono inanellati una serie di elementi che hanno portato all'esasperazione questo 53enne che, appunto, ribadiamo, lavorava come infermiere all'ospedale di Motta di Livenza, quindi insomma una figura anche professionale importante, uno dedito alla cura degli altri. Questi gli elementi che probabilmente hanno portato. La causa scatenante è appunto questa causa che lo aveva come protagonista per un'eredità in seguito alla vendita di alcuni terreni che non stava evidentemente andando come lui sperava, e questo pare aver scatenato poi l'ira nei confronti dell'avvocato che seguiva evidentemente questa pratica. Lina, ti ringrazio molto, grazie a Lina Paronetto, inviata ad Oderzo. Ricordo tra l'altro un altro caso che sempre su questo fronte dello squilibrio che ha fatto molto parlare, e ovviamente c'è stato il cordoglio di tutto il paese per una psichiatra responsabile dei servizi psichiatrici dell'ospedale di Pisa, uccisa a sprangate da uno dei suoi pazienti, no? Quindi quando parliamo di questi soggetti sono davvero un pericolo, sono delle mine vaganti, e non a caso ogni giorno parliamo anche di aggressioni nei confronti di medici e di infermiere. E ancora cronaca, era alla guida con un tasso alcolemico ben oltre i limiti di legge la donna che ha tamponato domenica sera la Citroën di Alfio Beltramello, noto barista di Marostica, che è deceduto nell'incidente accaduto lungo la Gasparona a Pianezza. Servizio di Monica Smiderle. Era alla guida sotto gli effetti dell'alcol. La 45enne di Zanecca era al volante del furgone coinvolto nell'incidente nel quale ha perso la vita Alfio Beltramello, il noto barista di Marostica, vittima dello schianto avvenuto nella tarda serata di domenica lungo la Gasparona, in territorio comunale di Pianezze. Secondo gli accertamenti eseguiti dai carabinieri della compagnia di Bassano, intervenuti per i primi rilievi e impegnati a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, la donna era alla guida con un tasso alcolemico ben superiore ai limiti di legge e pari a 1,28 grammi per litro. Indispensabile per far luce sull'intero accaduto sarà l'esito dell'autopsia sul corpo del 64enne, che sarà eseguita domani mattina alle 9 all'ospedale di Bassano. Resta da chiarire infatti se l'uomo sia deceduto a seguito del sinistro oppure se fosse stato vittima poco prima di un malore improvviso. Pare infatti che l'auto di Beltramello fosse ferma in mezzo alla carreggiata al momento del tamponamento da parte del furgone. Nel frattempo i militari dell'Arma hanno deferito la 45enne con l'accusa di omicidio stradale e guida sotto influenza dell'alcol. Per fissare la data del funerale del barista, titolare del caffè centrale di Marostica, la famiglia dovrà attendere il nulla osta da parte della procura, che con ogni probabilità arriverà nella giornata di domani.
E le cugine Sara Rizzotti e Jessica Fragasso, ricorderete, tamponate da un folle con un bolide che le investì e morirono sulla 28 in seguito a quell'incidente. Oggi pomeriggio in Corte d'Appello a Trieste la sentenza di secondo grado per quell'incidente. I familiari chiedono giustizia. Speriamo che mercoledì rimanga la sentenza di 7 anni. Sono pochi, però l'unica cosa che ci è rimasta è questa. Almeno un po' di giustizia per queste 2 ragazze. A parlare è Alain Fragasso, papà di Jessica, morta assieme alla cugina Sara Rizzotto il 30 gennaio dell'anno scorso sulla A28. Mercoledì a Trieste è attesa la sentenza nel processo d'appello a Dimitre Traikov, il 62enne imprenditore bulgaro che per quei fatti è stato condannato per omicidio stradale e omissione di soccorso e si trova ai domiciliari. Nell'incidente rimasero ferite anche le 2 bimbe di Sara. I familiari delle 2 giovani cugine sperano che venga confermata la condanna di primo grado a 7 anni senza sconti di pena. Speriamo che non ci siano sorprese e dopo continuiamo ad andare avanti, perché l'unica cosa che ci rimane è la Jessica e la Sara vorrebbero così. Chiede giustizia per la figlia anche la mamma di Sara. Io ho tanta rabbia per quell'uomo ed è chiaro. Io spero che la sentenza ci sia, che convalidano la prima non sconti di pena, perché comunque quelle 2 povere ragazze, sia mia figlia che Jessica, devono avere la giustizia che meritano. Cioè in un minuto hai ammazzato mia figlia, hai ammazzato Jessica e le bambine sono rimaste orfane con lesioni gravi. Io spero che convalidano la prima sentenza senza sconto di pena. Anzi, ma se si potesse dargli di più, guardi, però li deve fare tutti. Li deve fare tutti. Il servizio di Marta Marangoni. Intanto si continua a parlare di lavoro, di un'affannosa ricerca del personale che manca. Vediamo l'inchiesta del Gazzettino che continua. Stagionali firmano il contratto e poi spariscono. I ragazzi vogliono i fine settimana liberi, ci restano solo i minorenni. Eppure nelle aziende in crisi, anche pagando di più, non si trova, chiedono di lavorare da casa. Davvero una situazione paradossale. Tant'è vero che un imprenditore di Treviso aveva appena aperto un locale, non trova personale ed è costretto a chiudere. Questa è un'altra notizia che è arrivata un'altra notizia del Gazzettino. Vediamo un'altra ancora da Treviso. Muore a 48 anni Roberto Cendron, volto del basket amatoriale. C'è stata una grandinata violenta in più parti del Veneto, nel Polesine, ma anche a Padova. Vediamo cosa è successo. Fitta grandinata nel Montagnanese, nella Bassa Padovana, nella mattinata del 25 aprile. Colpiti frutteti in fiore, ortaggi e vigneti. Ancora una volta l'agricoltura è costretta a contare i danni di eventi meteo estremi che si sommano a quelli provocati dalla lunga siccità e dalla mancanza di precipitazioni significative. Ora la pioggia è arrivata in tutta la provincia e se da una parte è preziosa per l'agricoltura, dall'altra, dove accompagnata da grandine e vento, porta ulteriori problemi ai coltivatori. Coldiretti ha raccolto segnalazioni di estesi danni da verificare nei prossimi giorni su frutteti in fiore, ortaggi a pieno campo e vigneti in tutta la zona. In alcune località del Montagnanese, da Barbona a Sant'Urbano, da Piacenza d'Adige a Borgo Veneto, sono caduti chicchi fino a 3 centimetri che hanno provocato i danni maggiori. C'è inoltre il timore che il brusco abbassamento delle temperature potrebbe nuocere ulteriormente a tutte le colture in campo, diverse delle quali germogliate in anticipo tra fine marzo e inizio aprile per le temperature miti. La Regione Veneto fa sapere che è stata attivata la VEPA per l'invio di squadre sul territorio per la prima valutazione dei danni. Servizio di Francesco Rattai, grandine anche nel Basso Vicentino, una grandinata eccezionale soprattutto nel comune di Valliona. Vediamo.
Balliona, chicchi di grandine grossi come noci hanno colpito e danneggiato le coltivazioni negli ultimi 2 giorni. Un evento climatico disastroso che, associato alla precedente siccità e alle gelate notturne, ha compromesso il 70% di gemme e piccoli frutti. Grandine che, cadute in questa delicata fase stagionale, comporta la perdita irreversibile delle coltivazioni, mandando in fumo il lavoro di un anno. Un evento eccezionale che ha interessato anche altre zone, dalla bassa padovana e veronese. La grandine in alcune aree ha imbiancato i campi come una nevicata fuori stagione. Ed è sempre nel 25 aprile una tragedia sfiorata perché alcuni turisti modenesi in gita sui colli del Padovano sono rimasti feriti dalla caduta di un albero. Un grosso albero è piombato su un gruppo di turisti che ieri aveva deciso di visitare Arqua Petrarca. Ferite leggermente 3 persone, tra di loro anche un ragazzino. Fortunatamente se la sono cavata con qualche ammaccatura, ma poteva andare molto peggio. Il sindaco Luca Callegaro ha parlato di un grosso maronaro che è caduto a causa delle forti piogge. Le 2 famiglie di Mirandola, in provincia di Modena, ieri verso mezzogiorno stavano affrontando una passeggiata sui colli Euganei quando all'improvviso sono state investite dalle fronde dell'albero. Sotto sono rimaste 3 persone, tra di loro un bambino. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e i soccorritori del SUEM 118. Le famiglie sono state portate all'ospedale di Schiavonia per le cure e poche ore dopo sono state dimesse in buone condizioni. E ora andiamo subito in diretta a Venezia, dove viene presentato il master plan, viene presentato oggi in regione dell'aeroporto Marco Polo. Sentiamo subito in diretta il governatore Zaia. Ancora di più dare risposta al territorio, che non sono solo di dimensione turistica, ma sono anche di dimensione di business, di relazioni che il nostro territorio ha. Prova ne sia che solo sul fronte turistico abbiamo 73 milioni di presenze turistiche in Veneto, siamo la prima regione d'Italia, 18 miliardi di fatturato, ma poi pensiamo a tutto quello che è il business e il fatturato del business, che vale circa 180 miliardi di euro all'anno. Come cambierà appunto il turismo, insomma, nei prossimi 15 anni? Intanto cambierà che ci sarà la bretella di collegamento ferroviaria e quindi si uscirà dall'aeroporto, o meglio non si uscirà, e si avrà direttamente la navetta ferroviaria. Ci sarà un abbattimento del traffico ovviamente su gomma rispetto a questa modalità, e dall'altro ovviamente l'ampliamento di altri 100.000 metri quadrati, 10 ettari di aerostazione ci permetterà di essere ancora accoglienti rispetto a un traffico che è un traffico importante. Presidente, da Venezia ha anche un altro aeroporto più piccolino, l'aeroporto del Lido, gestito da ENAC. Avete interlocuzioni in merito per magari un futuro utilizzo, insomma, o sviluppo maggiore? No, noi no, come regione no, perché non è una competenza che seguiamo noi. Immagino che Save qualche ragionamento lo stia facendo, lo possa fare, ma la regione no. Ecco, un'altra cosa, c'era tempo fa un progetto di una metropolitana sublagunare, una quindicina d'anni fa, che tra l'altro prevede quello che riguarda invece l'impatto ambientale. Abbiamo sentito addirittura un aereo al minuto per arrivare a Venezia. Ma sì, è quello che accade negli scali, poi non è che quello che accade a Venezia è diverso da quello che accade in altri scali aeroportuali. Ovviamente il traffico aeroportuale è un traffico che deve essere gestito, devono esserci delle infrastrutture tale per cui, diciamo, sia degno di questo nome, visto e considerato che da lì passa anche l'accoglienza non solo dei turisti, ma di tutti coloro che comunque hanno rapporti commerciali, di business o di relazioni nei nostri territori. Considerate che questo ampliamento ci permette ancora di più di pensare e di programmare linee aeree quindi di lungo raggio internazionali che magari oggi ancora non abbiamo. Spero che la linea ad esempio su Pechino, su Shanghai, piuttosto che altre linee, non so, Tokyo o altro, possano sempre più diventare realtà, ma lo saranno negli anni. Si parla di sistema non solo Venezia, anche Treviso, anche Verona, insomma, dell'end of Venice in questo senso. Beh sì, no, questo funziona, nel senso che molti anni fa magari qualcuno coccolava, non l'attuale Save, magari l'idea in generale, anche nazionale e internazionale, era quella di aggregare per chiudere e fare un centro unico. Oggi invece si capisce che quello che sembrava un aeroporto, diciamo, marginale, fa 3 milioni e mezzo di passeggeri che è Treviso, così vale per Verona, e il fatto che ci sia un sistema aeroportuale unico ci permette di avere una programmazione, know-how e soprattutto servizi di altissimo livello. A Treviso non sono contentissimi però perché hanno perso i voli Ryanair. Treviso ha comunque un ottimo scalo aeroportuale, io ad esempio lo utilizzo, ci sono molti voli nazionali e internazionali che possiamo assolutamente
intercettare direttamente da Treviso, quindi se Treviso fa oltre 3 milioni e mezzo di passeggeri qualcuno ci andrà in aeroporto. Posso dire una cosa riguardo le grandinate che ci sono state ieri, insomma danni tantissimi per l'agricoltura che passa dalla siccità alla grandine. Sì, ieri abbiamo avuto Padova, Vicenza, parte di Verona, abbiamo già i tecnici in uscita e stiamo valutando la dichiarazione dello stato di calamità. Siamo in primavera e noi invochiamo la pioggia, ma che debba arrivare con calma, con tranquillità, non ruscellare, non fare inondazioni, e spero che si possa riuscire a recuperare si possano recuperare le mancate precipitazioni in una maniera assolutamente, diciamo, regolare e non con bombe d'acqua o peggio ancora con grosse grandinate. Secondo lei queste nevicate che sono in montagna, le piogge, possono in qualche modo andare a colmare le difficoltà? Guardate, noi abbiamo avuto un deficit di precipitazioni che è importante. Direi che oggi potremmo dire che non basta, ma aiuta, nel senso che comunque vediamo un Veneto molto più verde in queste ore proprio perché le precipitazioni stanno facendo il loro effetto. Nel frattempo il piano, insomma, la collaborazione con i consorzi di bonifica continua. Sì, si va avanti e ben venga anche l'operazione a livello nazionale di questo tavolo di crisi, definiamolo così, per la siccità, e anche di mettere a terra grandi infrastrutture, grande programmazione per tutto quello che è ovviamente la lotta alla siccità e i cambiamenti climatici. Buon lavoro. Grazie. Se state fermi di Siamo immobili. Bene, riprendiamo la linea. Grazie a Filippo Fois che era in diretta da Cabalbi e andiamo avanti con le notizie. Ovviamente il Presidente ha parlato di turismo ed è stato un ponte del 25 aprile importante per il Veneto, presa d'assalto Venezia, ma anche Treviso ha visto arrivare tantissimi turisti. Vediamo. Questo ponte è chiaramente un ponte ad appannaggio in particolare degli italiani, che hanno scelto le strutture ricettive alberghiere come prima meta, diciamo, di riferimento per affrontare questo primo assaggio della stagione, e questo ci dà e ci inorgoglisce particolarmente. Gli albergatori sono soddisfatti. Già solo gli italiani che si muoveranno per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio sono stimati tra gli 8 e i 9 milioni. A questi poi bisogna sommare un flusso che dall'estero è oramai a livello del pre-Covid, un pieno rilancio del turismo che, come avviene soprattutto in questa stagione, vede Venezia tra le mete preferite. Questo flusso in Veneto, nella nostra regione, avrà dei numeri estremamente interessanti. Stiamo registrando delle percentuali in veloce evoluzione. Chiaramente molti stanno alla finestra ad attendere le ultime ore per vedere quelle che saranno le evoluzioni del meteo. Ad oggi noi registriamo dei cluster, cioè delle aree particolarmente, diciamo, in vantaggio su quelle che sono le centrali di occupazioni che riguardano le città d'arte e le terme, che sono quelle un po' meno sensibili e vincolate, diciamo, dagli aspetti delle variazioni del meteo. Ma al di là del primato di Venezia, anche in altre località della provincia l'intero settore è pronto ad una stagione che per la categoria si preannuncia densa di soddisfazioni. Anche le coste, la costa veneta, che vede aprire in questo momento circa 220-240 alberghi già pronti e operativi, e che con il 1 maggio sono numeri che si alzeranno in maniera significativa per arrivare quasi a coprire le 800 strutture che noi abbiamo su tutta la costa veneta, stanno piano piano aprendo i battenti e quindi predisponendo i loro servizi e rendersi operativi già con questi giorni dei primi giorni, diciamo, del ponte del 25 aprile a seguire. Allora, come diceva prima Filippo Fois, c'è in vista l'altro ponte, quello del 1 maggio, e ovviamente anche Padova sarà assediata, e qui c'è il sovrintendente alle belle arti che lancia un appello alla politica perché appunto il turismo storico-culturale abbia sempre un po' la precedenza. Vediamo. Conciliare le esigenze di commercianti e titolari di bar e ristoranti e quelle della soprintendenza che tutela il patrimonio artistico. Le due facce della medaglia del turismo, che da un lato porta lavoro in città alle attività economiche, ma dall'altro le cannibalizza, come per esempio accade a Venezia. La ricetta del compromesso non è facile e spetta alla politica. La soprintendenza tira acqua al mulino dei beni culturali e le associazioni dei commercianti, dei baristi, per far lavorare le persone, no? Quindi sono tutti interessi pubblici sacrosanti in gioco, l'equilibrio complicato lo deve trovare
il sindaco lo deve trovare il governo e credo che incomincino tutti a lavorarci, no? Idee di contingentamento, idee di promozione di un turismo un po' più stanziale, di un turismo d'arte. Padova è una città viva, dice il soprintendente, citando gli esempi virtuosi. Mi sembra giusto in questo contesto citare l'esempio di Vicenza. Vicenza ha fatto delle scelte, come ha fatto Padova, fortemente orientate al turismo culturale, con mostre di livello nazionale come si fanno a Padova. Altre città invece vivono un po' di rendita e questa rendita è destinata a esaurirsi. La soluzione dunque per Tinè sembra essere quella di una valorizzazione del turismo culturale ed arte con l'organizzazione di grandi mostre internazionali come sta facendo Padova negli ultimi anni. Scritte Novax a Vicenza hanno imbrattato la sede della Lega. Sentiamo in diretta Luisa Bertini. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del vice sindaco di Vicenza Matteo Celebron perché la scorsa notte c'è stato un altro attacco Novax che ha colpito diverse sedi del partito, tra cui la sede della Lega Vicentina che già era stata attaccata con queste scritte lo scorso anno. Un commento? Beh, un commento assolutamente negativo perché al di là di come la si pensa, imbarattare le sedi dei partiti non risolve sicuramente quelli che sono o possono essere i loro problemi. Sarebbe ora anche di individuare i responsabili perché oltre a imbrattare le sedi dei partiti ci sono delle minacce anche nei confronti ad esempio del governatore Luca Zaia che continuano, quindi sono persone che vanno sicuramente prese il prima possibile. Bisognerebbe fargli pagare anche dal punto di vista penale quello che fanno e in secondo luogo anche poi magari far pulire perché quello che fanno nei confronti delle sedi lo fanno anche poi in diversi luoghi della città ed evidentemente questo è un segnale anche negativo, quindi a prescindere, ripeto, da come la si pensi, condanna ferma rispetto a questi atti, insomma. Che poi tra l'altro è stato un attacco trasversale. Sì, assolutamente, è un attacco trasversale di persone che probabilmente non si sentono rappresentate da nessun partito, ma ripeto, al di là di come la si pensi, è inaccettabile che queste persone siano libere e continuino in maniera anche cadenzata, talvolta nei confronti delle sedi dei partiti, talvolta fanno delle minacce anche attraverso i social. Io le ho subite in maniera pesante con più di 600 commenti contrari e quindi sono persone che secondo me devono essere individuate quanto prima, quindi faccio un appello anche alle forze dell'ordine perché insomma paghino come è giusto che sia, perché ripeto, imbrattare le sedi dei partiti non è sicuramente un segnale di democrazia e sicuramente non è quello che loro vorrebbero rappresentare. Ecco, io ringrazio il vice sindaco e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini e a Celebron. In regia oggi Andrea Basso con Alberto Pivetta. Andiamo avanti con la Guardia di Finanza di Venezia che ha sequestrato numerose opere d'arte falsamente attribuite a Filippo De Pisis, Giacomo Balla, Piero Dorazio e Tancredi Parmeggiani, denunciando un mercante d'arte veronese. Il sequestro rientra in una più ampia indagine che ha condotto recentemente al sequestro di opere contraffatte attribuite a Giambattista Tiepolo e a Beppe Ciardi. Nell'ambito della stessa indagine è stata accertata la commercializzazione di 11 opere d'arte falsamente attribuite, tra gli altri, ad artisti di fama mondiale del calibro di Giorgio De Chirico, un dipinto, Mario Schifano un dipinto e Pablo Picasso una scultura, tutte cedute tra il 2019 e il 2022 ad un professionista di Belluno per mano di un mercante d'arte di Verona. Operazione dei NAS dei Carabinieri di Padova nei ristoranti della cintura padovana. Controlli dei NAS di Padova in alcuni locali di Limena. Sono emerse gravi irregolarità e carenze igieniche in un locale gestito da un cittadino di origine cinese. I carabinieri hanno infatti verificato che il titolare, un 26enne residente annuale in provincia di Venezia, non aveva messo in atto tutte le procedure HACCP. I carabinieri hanno infatti verificato che il titolare, un 26enne residente annuale in provincia di Venezia, non aveva messo in atto tutte le procedure HACCP, quelle che garantiscono la salubrità degli alimenti che erano mal conservati.
Le carenze igienico-sanitarie sono state segnalate all'ULSS 6 Eugania, mentre il titolare del ristorante è stato multato e dovrà pagare una sanzione amministrativa di 3.000 euro. La situazione dell'economia di questo paese non è certo facile, non è certo buona, lo dicono tutti gli analisti, però c'è un dato che viene per esempio dalle province di Venezia e di Rovigo, dove stanno aumentando e sono aumentate le esportazioni. La export delle province di Venezia e Rovigo riprende a correre e supera addirittura i livelli del pre-pandemia, più 40% Venezia rispetto al 2019 e più 15% Rovigo. Le due province rappresentano così l'11% dell'intero export del Veneto. A certificarlo è la Camera di Commercio. Sono dati che vedono un più sia nella provincia di Venezia sia nella provincia di Rovigo. Nel campo della manifattura. I dati ci fanno veramente ben sperare, sono dei dati estremamente positivi quest'anno, 8,85 miliardi di euro per quanto riguarda l'export e 17,7 miliardi per quanto riguarda l'import. Un andamento che fa ben sperare per il futuro. E se le circostanze ancora avverse che abbiamo anche in questi mesi dovessero finire, dovrebbe significare che in futuro possiamo avere sicuramente una strada che vede più occupazione sia nel mondo dell'industria sia nel mondo del turismo e soprattutto che vede le nostre località competere sempre di più e dare un forte impulso a tutto il Veneto. Quanto ai settori più dinamici c'è sicuramente quello delle aziende manifatturiere meccaniche, ma non solo. Rilevante per quanto riguarda la parte di Venezia è il settore delle calzature, che ha dato delle buone performance, e per quanto riguarda sia Venezia che Rovigo la parte alimentare delle bevande. Quanto alle importazioni crescono addirittura del 105% rispetto al 2019. Sembra una cattiva notizia. In realtà l'aumento è dovuto principalmente all'aumento dei costi delle materie prime e delle bollette. Il 10% del gas naturale che arriva in Italia, ad esempio, arriva a Rovigo, soprattutto dal Qatar, anche per la presenza del rigassificatore di Porto Tolle. Una scommessa per il futuro potrebbe essere la nicchia delle produzioni di alta qualità. Non ultima l'idea di produrre di nuovo la qualità in Italia piuttosto che lasciarla fuori dai nostri confini, e anche se produrre qualità per noi è un problema perché i costi sono altissimi. Servizio di Federico Fusetti, PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede l'arrivo di tantissimi miliardi, però siamo in ritardo e soprattutto non si sa bene ancora come spendere questi soldi. C'è chi dice rinunciamo a soldi dati a debito perché sennò sarebbe un disastro, altri sono invece di parere contrario. Vediamo il titolo di Repubblica, PNRR, il ministro Fitto relaziona sui ritardi, corsa del governo per i soldi dell'Unione Europea. Oggi alle Camere Fitto per un'informativa sull'attuazione del piano, a rischio alcuni obiettivi di giugno. C'è un osservatorio civico in Veneto che proprio vuole monitorare tutto quello che sta accadendo, dove andranno queste risorse, e propone ai cittadini di adottare una delle opere finanziate. Vediamo il servizio di Chiara Gaiani. Piogge di milioni di euro e cantieri aperti sono una sfida per tutto il Veneto. I fondi arrivati nella regione grazie al PNRR, fondi su cui anche la criminalità organizzata ha già puntato gli occhi. Scende quindi in campo il mondo civico e si rivolge direttamente ai cittadini attenti. Il PNRR, come è noto, è un'occasione irripetibile per delineare delle politiche pubbliche in favore dell'ambiente e contro le diseguaglianze. Però perché questo avvenga occorre aprire il PNRR, farne una casa di vetro, discutere degli interventi che sono stati pensati, monitorare gli interventi in corso e in questo modo fare sì che non vengano disperse queste risorse il meno possibile, non finiscano in mani sbagliate. La società civile si è mobilitata proponendo un percorso di monitoraggio con richieste precise. Aprire il PNRR in termini di dati, in termini di progetti, sapere che cosa si ha intenzione di fare e poterne discutere, e poi approntare gli strumenti necessari, ad esempio perché per quanto riguarda gli appalti non avvengano le cose che in qualche modo sono state legittimate dal nuovo codice, ad esempio i subappalti a cascata. Un osservatorio che chiede la collaborazione di tutti.
L'osservatorio intanto ha aperto un sito in cui è possibile già reperire diverse informazioni, partecipare al dibattito e poi candidarsi come gruppo, comitato locale, associazione per operare il monitoraggio civico verso un'opera che viene, tra virgolette, adottata. Noi mettiamo a disposizione della strumentazione, una metodologia e in questo modo i gruppi di cittadini possono partecipare a questa grande campagna di monitoraggio civico. Passiamo al 25 aprile, cerimonia in tutto il Veneto. Ieri prima al cimitero Maggiore a Treviso, poi in piazza ha ribadito l'antifascismo della città Medaglia d'Oro al valor militare e il pubblico, la gente che era sul posto ha intonato Bella ciao. Vediamo. Prima, sotto una pioggia battente, le celebrazioni al cimitero Maggiore con la deposizione delle corone d'alloro ai caduti, poi la cerimonia in piazza Indipendenza. Treviso festeggia il 25 aprile, 78 anni dopo la liberazione dal nazifascismo. Sotto la loggia il presidente dell'ANPI ricorda gli orrori del fascismo. Coloro che fecero tutto questo non erano una banda di musicanti prossimi alla pensione, erano soltanto dei criminali che portarono il nostro paese alla giustizia. Io credo che tutto questo sia necessario ricordare, perché come diceva Primo Levi, ciò che è stato può ancora ritornare. Dalla piazza di Treviso, città Medaglia d'Oro, al valor militare si leva Bella ciao. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio. Il sindaco Conte ricorda lo scomparso Umberto Lorenzoni, il partigiano Eros e Tina Anselmi ed invita tutti a custodire la memoria. Per far sì che la resistenza non sia solo storia, ma anche presente e futuro della nostra comunità, che era, è e sarà per sempre antifascista. Ha scelto la sua Treviso per celebrare il 25 aprile il ministro Carlo Nordio. Quindi è una festa che deve unificare tutti, di tutte le culture, di tutte le idee, di tutte le aspirazioni politiche, governo e opposizione, ed è in questo momento proprio così solenne che rinnovo nella mia splendida città di Treviso l'orgoglio di essere onorata della Medaglia d'Oro. Il presidente del Veneto, Zaia, ha scelto Vittorio Veneto, sottolineando dal palco il valore comune della resistenza e della liberazione che ha portato alla democrazia. Però quando parliamo di antifascismo, i padri costituenti, nella Costituzione che è stata presentata il 1 gennaio del 1948, hanno scritto a più mani e con il consenso unanime quella che è la carta che regola la nostra democrazia. Se non ci fosse stata la guerra di liberazione, oggi noi non avremmo la democrazia. Questa è la sintesi del ricordo. Però il ricordo va anche a tutte le persone che sono morte. Prima abbiamo deposto una corona d'alloro, che non è una cerimonia che si fa perché comunque è prevista nel contesto di questa celebrazione. È il ricordo di coloro che hanno perso la vita per darci la libertà. Questo era il governatore Zaia ieri a Treviso e restiamo a Treviso perché sentiamo altre parole pronunciate non solo dal Capo dello Stato Mattarella ma ancora dal Ministro della Giustizia e dal Presidente dell'ANPI. Ora è sempre resistenza, ricordando che la Costituzione è nata dove caddero i partigiani. L'ha ricordato da Cuneo il Capo dello Stato Sergio Mattarella, citando più volte le nefandezze dell'oppressione nazifascista. E a Treviso il messaggio a superare le divisioni sembra essere accolto dal ministro Carlo Nordio, smorzando le polemiche che hanno coinvolto esponenti del suo partito Fratelli d'Italia. Io credo che nessuno dubiti tra i miei alleati del partito che l'antifascismo è storia e che la Costituzione è fondata sulla cultura delle forze che hanno contribuito alla resistenza. Può esserci stata qualche voce del sen fuggita in modo pittoresco,
ma nessuno dubita, soprattutto dopo le parole della Presidente Meloni di ieri e oso dire anche le mie personali, che non vi è nessun dubbio sul fatto che la nostra democrazia è solidissima e non vi è nulla di più lontano da quella sciagurata ideologia fascista e nazifascista che ha condotto alla catastrofe più grave probabilmente della storia dell'umanità. Il presidente dell'ANPI di Treviso, Giuliano Varnier, sottolinea l'importanza di questo 25 aprile. Credo che questo 25 aprile 2023 sia importante perché anche dalle voci che abbiamo sentito qui questa mattina, le parole del sindaco, le parole del ministro, vuol dire che l'Italia non è solo la russa. Il governo stesso ha e deve riconoscere che la resistenza è l'atto fondativo di questo paese. Andiamo a Bassano del Grappa, dove oggi gli studenti hanno ricordato la festa della liberazione. Vediamo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo a Cartigliano, proprio nel cuore di questo paese dove 78 anni dopo quella data in cui l'Italia venne liberata è stato ricordato quel momento particolare, ma in maniera decisamente diversa, perché le scuole sono tornate protagoniste, i ragazzi e le ragazze sono tornati protagonisti di questo momento così intenso. Sindaco, lei non è la prima volta che coinvolge i giovanissimi e le giovanissime in questo ricordo di una delle pagine più intense della nostra storia, perché dice i giovani sono il nostro futuro ed è giusto che loro ricordino che la libertà non è scontata. Sì, sono 4 anni che noi facciamo la ricorrenza del 25 aprile e 4 novembre proprio con i ragazzi delle scuole. Quest'anno è stato un momento ancora più particolare perché grazie ai combattenti e reduci gli alpini hanno istituito una borsa di studio proprio per ricordare questa data. Una data importante, una data che vedendo ieri o leggendo oggi i giornali non deve essere una data di contestazioni, ma deve essere soltanto una data a ricordo di chi ha dato la propria vita per la nostra libertà. Le scuole hanno risposto in massa anche oggi a Cartigliano e facciamo tutto questo perché speriamo che almeno a loro rimangano quei valori che proprio queste ricorrenze devono trasmettere. Perché Sindaco Germano Racchella, vogliamo ricordare anche che purtroppo a 2 passi da noi c'è ancora una guerra ed è questa forza che bisogna proprio passare ai ragazzi, il fatto di riuscire in tutte le maniere a non proprio neanche pensare a una guerra, proprio cancellarla dalla mente. Sì, visto che sono passati 78 anni e che abbiamo una guerra nel 2023, significa che 78 anni di ricorrenze e discorsi, tanta retorica, ma noi speriamo e abbiamo capito che sono ancora pochi e dunque dobbiamo insistere soprattutto con i giovani che riescano a trasmettere quello che noi vogliamo, che è la pace e la libertà. Ecco, accanto a me anche Stefano Mastrodonato, che è il responsabile dell'associazione combattenti proprio qui a Cartigliano. Che senso ha ricordare ancora oggi quel 25 aprile del 1945? Beh, come avete visto oggi abbiamo coinvolto gli alunni delle scuole primarie e delle scuole medie. Questi ragazzi ovviamente non hanno ancora affrontato nei loro studi la storia di quegli eventi, loro non conoscono le date, non conoscono appunto gli eventi storici, ma è importante che imparino a conoscere e ad approfondire l'atmosfera che si poteva respirare in quel periodo, soprattutto cosa significhi vivere in un paese in cui la libertà non esiste, in cui esistono discriminazioni, in cui anche le piccole cose non sono scontate e sono molto, è molto diverso da ciò che è la libertà di fare, insomma, un po' ciò che si vuole oggi, anche magari di fare qualcosa di sbagliato e di essere puniti, insomma. In altri tempi magari qualcuno è nostalgico magari di tempi in cui la dittatura magari manteneva l'ordine, a quel tempo non era previsto magari commettere degli errori perché non era nemmeno possibile avere la possibilità prima
di esprimere una scelta e di commettere di questi errori. Dobbiamo apprezzare la democrazia in ogni sua forma. Ecco, una parola che è stata ripetuta in tante occasioni dai bambini è impegno. Certamente, impegno, e mi fa piacere che questo sia emerso dai loro discorsi, dai loro temi, ed è quello che appunto abbiamo voluto anche contribuire a far capire oggi con questa manifestazione. Bene, allora io ringrazio il sindaco di Cartigliano Germano Racchella e il responsabile dell'associazione combattenti, sempre di Cartigliano, Stefano Mastro Donato. Io ricevo la linea allo studio. Grazie molte a Vanessa Banzato. Sono stati tanti anni, 78 anni di polemiche tra opposte fazioni, polemiche sterili, pretestuose, strumentali di una parte contro l'altra, e finalmente si è arrivati a una coesione. Insomma, ieri abbiamo sentito parole contrarie. Mi mettete il titolo per cortesia? Parole contrarie alla resistenza da parte di tutto il centrodestra, contrarie, favorevoli alla resistenza da parte di tutto il centrodestra, che ha con Giorgia Meloni, con lo stesso La Russa, che prima aveva fatto una gaffe parlando di antifascismo che non c'è nella Costituzione, che ha trovato una linea comune per dire è stata una catastrofe, come ha detto il Presidente della Repubblica, su cui non si può più tornare. Per cui bisogna fare di tutto per fermare, per evitare il rischio che ci siano altri drammi, altre tragedie di questo genere. Forse qualcuno avrebbe dovuto dire anche che rispetto al fascismo che è morto c'è una democrazia malata, e cioè una democrazia che, quando si fa riferimento alla Costituzione, si parla di tanti articoli e si ricorda anche l'articolo 1, che è quello della Repubblica fondata sul lavoro. Si omette di aggiungere il secondo paragrafo che dice: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti della Costituzione. E questo vuol dire che il popolo dovrebbe essere sovrano, ma se vediamo tante vicende a cui assistiamo anche in questi tempi, il popolo sovrano soltanto a parole. Pensiamo per esempio ad una legge elettorale che è vergognosa, che non ci consente di nominare direttamente i parlamentari, che poi sono quelli che legiferano, sono quelli che decidono delle nostre vite. Ancora una volta abbiamo in questo paese in cui si parla di meritocrazia, di democrazia, di lotta al fascismo, a tutti i totalitarismi, una legge elettorale che ci impedisce di votare le persone che vorremmo vedere in Parlamento. È qualcosa di scandaloso, di vergognoso. Si parla di tutt'altro, delle coppie omogenitoriali, si parla di migranti, si parla di Ucraina. Non si dice che questo è un paese che non è libero di scegliere i propri parlamentari. Possiamo eleggere i sindaci, i consiglieri comunali, i consiglieri regionali, gli europarlamentari. Ancora con questo Rosatellum, per non citare le leggi elettorali precedenti, ci sono i listini bloccati, cioè i parlamentari li decidono i capataz dei partiti, cioè le segreterie dei partiti decidono chi deve andare in Parlamento, ed è una presa per i fondelli del popolo sovrano. Vorrei aggiungere anche la questione dell'autonomia. Sono 2012 giorni che aspettiamo l'autonomia. La Costituzione prevede che ci sia un rapporto diretto tra regioni e Stato centrale. Le regioni e il governo devono trattare su questo tema importante. C'è l'autodeterminazione, c'è tutto quello che abbiamo raccontato, che raccontiamo quasi ogni giorno, no? Dopo 2012 giorni da referendum finalmente si è imboccata una strada giusta. Quindi il fascismo è morto, ma abbiamo titolato "La democrazia è malata", e diciamo che siamo passati dal fascismo al furbismo, cioè quello di una classe politica che continua ovviamente a procedere con cambi di governo spesso inspiegabili, ma che finalmente dovrebbe dire una parola chiara su quella che è veramente la centralità di uno Stato
e cioè quella del cosiddetto popolo sovrano. Andiamo in pubblicità e poi torniamo con altre notizie. E dicevamo, tutto il centrodestra compatto per condannare il nazifascismo, per esaltare i valori della resistenza. Ieri c'è stato un episodio di cui si sta discutendo molto, e cioè a Viterbo, a una cerimonia per la liberazione, c'era anche Vittorio Sgarbi, lo vediamo in queste immagini, a cui il presidente dell'ANPI non ha voluto stringere la mano. Vedete? La tolleranza, Sgarbi. il darsi la mano. Quando è finito il Covid si dà la mano. Il presidente dell'ANPI ha preferito non darmela, pur avendo espresso le stesse parole che esprimerò io. La scuola è antifascista. Beh, insomma, un episodio di cui si sta parlando perché in un momento in cui si chiede la conciliazione, in cui si cerca di arrivare a una visione condivisa della resistenza e dei suoi valori, non dare la mano a Sgarbi, con tutto quel che diciamo di negativo si può dire o pensare di Sgarbi, è stato un atto, secondo me, inopportuno e anche un po' riprovevole. Allora, vediamo invece questo 25 aprile, sapete cos'è il Consiglio delle Autonomie Locali? Pochi lo sanno, è un organo operativo e vediamo di che cosa si sta occupando. Il ruggito del leone di San Marco. Il 25 aprile il Veneto si chiede come l'autonomia cambierà il futuro. In realtà il primo passo è già stato fatto. È il Consiglio delle Autonomie Locali, istituito con legge regionale del 2017 e operativo dal 2019. Quello del Covid poi è stato un tempo sospeso, ma ormai, con il ritorno alla vita, pochi giorni fa anche il Consiglio regionale Veneto ha potuto fare una prima seduta congiunta coi componenti del Consiglio delle Autonomie Locali, 24 rappresentanti di comuni, province, unità montane, Unione delle Province Venete e associazioni dei comuni. Il presidente è il vicentino Stefano Lain, sindaco di Grisignano di Zocco. La sensibilità dei territori viene convogliata in Consiglio regionale, che essendo un organo che legifera, ma non nascondiamo sempre l'origine del Consiglio regionale, che è un'origine fatta di politica e di partiti, mentre quello che è il CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali, è l'espressione degli enti locali e quindi dei territori e dei suoi bisogni. Le leggi regionali che riguardano gli enti locali passano per il parere del Consiglio delle Autonomie, che ha un ruolo consultivo. Una delle questioni che vengono affrontate è la sanità, con la carenza dei medici di base. Quello che possiamo fare come enti in toto, quindi enti locali ma anche a regione, è quello di incentivare affinché i nostri giovani possano intraprendere la carriera di medico, di infermiere e quindi in materia sanitaria. Altro tema è il riordino territoriale, che mira a incentivare le fusioni tra comuni per razionalizzare i costi e dare più efficienza ai servizi. Abbiamo la consapevolezza che piccoli territori, piccoli enti veramente sono in grandissima difficoltà. Difficoltà sta nel personale, difficoltà sta nelle entrate e quindi ci troviamo in alcuni comuni dove c'è il sindaco che fa le carte d'identità. Quindi siamo veramente al paradosso. Andiamo a Trieste, perché a Trieste, alla Risea di San Saba, ovviamente cerimonie per ricordare il giorno della liberazione. Vediamo cosa ha detto anche il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. A me per primo, alle persone qui presenti e soprattutto alle nuove generazioni, ricordo tutti i caduti per la liberazione della nostra patria e li onoro. La resistenza è patrimonio della nazione tutta, non di una fazione. Il 25 aprile è la festa di tutti, non solo di una parte del paese. Le parole del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, risuonano nell'eco dell'ex campo di prigionia allestito dall'occupatore nazista dall'ottobre del 1943 all'aprile del 1945. Labari, cerimoniale e corone d'alloro sotto gli occhi di prefetto, presidente della regione, sindaci e autorità militari e religiose hanno un senso proprio solo se sono infrastruttura di pacificazione reale, ponte tra le sensibilità diverse nel riconoscimento di un valore comune per l'Italia. Perché questa è la festa di un intero paese che unito ha saputo cacciare l'invasione.
Sotto la pioggia, prima tentennante poi battente, la risiera di San Saba, tornata a riempirsi, vive il rito che ad ogni primavera invita a riflettere sulla liberazione dal nazifascismo, pur ricordando che la Venezia Giulia visse quel momento in ritardo dopo gli oscuri 40 giorni d'occupazione titina. A rispolverare le storie di chi sacrificò la vita da partigiano, la lettura del vicepresidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Emilio Ricci. Bruno Frittaion, 19 anni, operaio metalmeccanico. Muoio senza alcun rimpianto, anzi sono orgoglioso di sacrificare la mia vita per una causa e spero che il mio sacrificio sia di aiuto nella grande lotta. Noi non dobbiamo e non possiamo dimenticare che abbiamo dietro le nostre spalle il sacrificio di tantissime persone. Valori fondanti vergati nella Costituzione italiana che continuano ad avere un significato profondo, quelli del 25 aprile, se e solo se tramandati alle future generazioni. Il compito fondamentale di questa giornata, come sottolineato dal sindaco di Monrupino, Tania Cosmina. Concentrando l'attenzione sui nostri giovani, i quali devono conoscere la storia. Giorni fa, leggendo alcuni quotidiani, mi ha fatto molto piacere scoprire che la Risiera ed altri luoghi della memoria sono tra i monumenti statali più visitati. Solo nello scorso mese di marzo abbiamo raggiunto oltre 6.000 presenze, tra le quali molte scolaresche. Servizio di Marco Stabile, capo della nostra redazione di Trieste, era alla Risiera di San Saba, questa cerimonia dove furono sterminate migliaia di persone. È divisa tra i comuni di Abano Terme e Teolo in Veneto, la frazione di Monte Ortone ai piedi dei Colli Euganei, che adesso provocatoriamente chiede la secessione da Teolo per confluire nel comune di Abano. Vediamo. Lasciare Teolo per fare ingresso nel comune di Abano Terme è una provocazione, quella lanciata da 300 cittadini riuniti nel comitato spontaneo per Monte Ortone nel corso di un'assemblea. Il futuro di quest'area verde, vero e proprio affaccio sui colli, destinato a una nuova urbanizzazione, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. I cittadini infatti chiedono di essere ascoltati. La nostra intenzione come comitato spontaneo è quello di dare la nostra voce alle amministrazioni comunali. Purtroppo l'area è già di proprietà di un privato, ma soggetta a una convenzione pubblico-privato, quindi la nostra intenzione è quella di salvaguardare il bene pubblico e dare la nostra voce all'interno dello spazio concesso da normativa di voce di cittadini nella procedura. Ecco cosa chiedono i cittadini che sull'idea della secessione stanno lavorando. È una provocazione per far capire che si deve tener conto anche del cittadino, fare un tavolo, un confronto, non una guerra, un confronto. Tutto quello che è servizi sono ad Abano, se vogliamo dire nel Monte Ortone di Abano, e i cittadini di Monte Ortone di Teolo sono un po' cittadini, non dico di serie B, però comunque che hanno dei disagi e ne approfittano del comune di Abano. Bancomat, farmacia, ma anche punti di ritrovo o il panificio. I cittadini che vivono a Monte Ortone di Teolo si servono di questi servizi nella frazione di Monte Ortone di Abano. Dell'idea si continuerà a discutere il 23 maggio. Sarà una serata per approfondire ancora di più questo tema e tener conto anche delle osservazioni che stanno arrivando in chat da parte dei cittadini. Sono invitati ovviamente anche i sindaci. I sindaci hanno già invitati tutte le autorità, è stato presente solamente Riccardo Mortandello di Montegrotto, auspichiamo vivamente la presenza anche delle altre autorità. Culle vuote, pochi bambini, si parla spesso di denatalità, però è bene che i bambini che abbiamo e che per fortuna ci sono, vadano seguiti attentamente, curati anche nelle ore del sonno. E c'è uno studio del professor Galimberti che di questa fase della giornata parla. Vediamo. I bambini dormono troppo poco e dormire poco potrebbe provocare in loro comportamenti a rischio in futuro. Lo studio appena concluso dello psichiatra Luigi Galimberti della Fondazione Novella Fronda con il progetto Sonno e Qualità della Vita ha coinvolto 619 famiglie residenti nelle province di Padova e Rovigo con figli da 1 a 5 anni. Ne emerge che il 25% dei bambini dorme meno del necessario. Dormire poco non fa bene al corpo umano. Nel cervello del bambino, che è in fase di evoluzione, i danni sono molto più pesanti.
stimolanti e sono dovuti al fatto che un paio di trasmettitori che si chiamano dopamina, quello del piacere, e quello della felicità, serotonina, vanno prodotti in maniera insufficiente e portano un bambino al risveglio in condizioni di irritabilità, cattiva concentrazione, aggressività e via via salendo con comportamenti che poi possono sfociare in bullismo, in tentativi autosuicidari, tentativi di autoferimento, guida in stato d'ebbrezza, violenze sessuali e tutte le cose che voi ci elargite tutti i giorni nei giornali. Se non corretti nelle abitudini del sonno, in futuro i bambini potrebbero sviluppare aggressività, bullismo e dipendenze. Dovremmo come istituzioni e come scuole anche a spingere i genitori che possano davvero preoccuparsi di questo. Si diceva che i bisogni dei bambini non sono solo il mangiare, il bere e la cura, ma c'è anche bisogno del sonno, che è un elemento fondamentale. Educare un bambino a dormire bene e il necessario, secondo lo studio del professor Galimberti, porterà poi a un benessere negli anni. Permetterebbe di rovesciare la situazione attuale facendo invertire la tendenza, cioè tutta una serie di malanni che osserviamo oggi nella popolazione giovanile sarebbero drasticamente ridotti se la gente ricominciasse a dormire quello che serve. E oggi allo Scalcerle, Istituto Superiore Padovano e Via Cave, c'è stato un terremoto ovviamente solo virtuale, perché si trattava di una esercitazione che ha coinvolto tutti gli studenti. I pompieri arrivano a sirene spiegate, dopo di loro i mezzi del SUEM 118 e della Protezione Civile. Dalla finestra dell'Istituto Scalcerle esce una colonna di fumo. I 1600 studenti sono già tutti fuori dallo stabile. Si dà il via alle manovre di spegnimento. Fortunatamente è solo un'esercitazione per spiegare ai ragazzi come comportarsi durante le emergenze. È una giornata di grande esercitazione, di grossa esercitazione. Come sapete le scuole devono farne 2 all'anno, una di queste 2 è quella che stiamo svolgendo oggi con la presenza in massa di protezione civile comunale, provinciale, polizia municipale, uomini del SUEM, vigili del fuoco soprattutto. Oltre agli studenti presenti anche i 180 dipendenti della scuola, tra docenti e personale ATA. Un modo coinvolgente per spiegare come comportarsi durante un'emergenza, simulando appunto un terremoto con incendio e feriti. La cultura del primo soccorso parte proprio dagli istituti scolastici. Basti ricordare che le scuole sono le pubbliche amministrazioni nelle quali nelle città c'è il maggior numero di presenze al momento, oltre agli ospedali. Noi per esempio qua a scuola abbiamo 1600 ragazzi, oltre a 200 persone tra docenti e non docenti, quindi 1800 persone che stanno dove stiamo noi adesso, e quindi il tema della sicurezza per le situazioni che dovessero verificarsi reali è quanto mai importante. Noi facciamo sempre aggiornamenti, corsi di formazione, prove di evacuazione, sempre al fine di abituarci a quello che speriamo non dovrà mai verificarsi. Andiamo a Venezia, dove anche per il trasporto merci si cerca di risparmiare energia e di inquinare di meno. C'è la prima barca per il trasporto merci con motore elettrico. Vediamo. Si chiama Emilio, la prima imbarcazione a impatto zero per il trasporto merci della grande distribuzione a Venezia. Grazie al motore elettrico le consegne a emissioni zero eviteranno la diffusione di circa 39 tonnellate di CO2 l'anno. Per l'assessore comunale al commercio Sebastiano Costalonga si tratta di un primo passo verso ciò che dovrà essere il futuro dei trasporti in città. È importante che pian pianino riusciamo a intervenire un po' su tutte le imbarcazioni portando l'elettrico, perché sicuramente possiamo abbassare quello che è l'inquinamento atmosferico nella nostra città, perché è una città sicuramente bella, tutti quanti vedono la città incantata, ma ha delle realtà che sono ben importanti, che possono creare appunto quello che è l'inquinamento motondoso. Quindi il trasporto deve essere veloce, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di farlo diventare
sostenibile per una città così delicata. La batteria del motore elettrico di Emilio consente un'autonomia di navigazione di 3 ore, fatto che apre una seconda questione da risolvere in una città particolare come Venezia. È difficile installare in questa città nuove centraline, da tanto tempo si sta provando a spingere in questa direzione, serve un tavolo di lavoro anche con le sovrintendenze per ragionare una corretta collocazione di quello che è l'infrastruttura corretta per poi cambiare anche le imbarcazioni. Serve anche un'altra piccola spinta, che è quella di iniziare a ragionare per la messa al bando di alcune tipologie di motori inquinanti. Noi da tempo chiediamo ad esempio la messa al bando di 2 tempi. Intanto comunque rimane il fatto di una strada che si è aperta nella direzione di un futuro più sostenibile. Ci auguriamo di essere apripista, ma ci auguriamo nello stesso tempo che il resto della grande distribuzione segua questo esempio. Servizio di Filippo Fois, andiamo in pubblicità e torniamo subito con Focus TG. State con noi, grazie. TG torna a Venezia, l'antico palio delle Repubbliche Marinare. Vediamo il servizio. Venerdì 2 e sabato 3 giugno Venezia ospiterà la 68esima edizione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, la sfida ai remi tra gli equipaggi delle 4 città marinare Pisa, Genova, Amalfi e Venezia. Il comitato cittadino, con la regia del presidente Giovanni Giusto, consigliere comunale delegato del sindaco alle tradizioni, è al lavoro per mettere in campo un'organizzazione di grande livello. Il Palio torna da quest'anno alla consueta cadenza annuale, spiega il direttore di Vera e segretario del comitato cittadino Fabrizio Doria. Venezia si prepara a una grande edizione del Palio delle Repubbliche Marinare, quest'anno eccezionalmente all'interno del Salone Nautico, col comitato cittadino presieduto da Giovanni Giusto stiamo preparando una grande edizione. Il primo giorno con il corteo delle 4 città, da Piazza San Marco per tutta la rida degli schiavoni, siamo al venerdì 2 giugno e con una regata femminile nel lato nord della città. Come detto, la seconda volta nella storia ci sarà una sfida femminile a precedere l'evento clou, poi il corteo storico con oltre 320 figuranti, la presentazione ufficiale degli equipaggi in gara. E il grande evento, il Palio, sabato 3 giugno alle ore 18 in Bacino San Marco con il grande arrivo in Campo della Salute. Ancora una volta le 4 città si sfidano in acqua. E aveva un grande sogno nonna Liliana, andare al Tagliercio a tifare Reyer, e c'è riuscita. Vediamo. Ecco la nonna Liliana, grande supporter della Reyer, grazie alla figlia Paola Pavanna è riuscita a coronare il suo più grande sogno, andare al palazzetto Tagliercio e vedere la partita della sua squadra del cuore, la Reyer appunto. Evviva Reyer! Con il cuore in gola dall'emozione carica di gioia è uscita dalla casa di riposo per andare a tifare in prima fila la sua Reyer contro Varese e ha pure portato fortuna, visto che l'incontro di domenica si è concluso a favore dei veneziani per 92-81. La Reyer per me è questa. Aspetta che gliela faccio vedere bella, eccola qua. Quanti anni è che ti farei? Sarà da che ne è nata. Da che sei nata? Penso, poco dopo. Io ne ho 82, sarà 70. Liliana, nonnina ultra ottantenne, che con grande tenerezza e dolcezza, grazie alla Reyer e alla consigliera Rado, è riuscita a superare i soliti intoppi burocratici, realizzando il suo più grande desiderio. Ringrazio tutti. Servizio di Anna Maria Parisi è tutto per oggi, grazie al regista Andrea Basso, oggi con Alberto Pivetta, ci vediamo domani a mezzogiorno e stasera con Focus alle 21:15. Buona giornata.